Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, vedendo gli operai a Fontanelle per un decespugliamento che comunque andava eseguito prima dell'inizio dell'estate, non a fine agosto. Tuttavia, come dicevamo, meglio tardi che mai, visto che a Fontanelle esiste il rischio di rimanere nelle condizioni di assoluta precarietà. Così si va avanti improvvisando, come nel nostro caso, senza una programmazione che eviterebbe, ad esempio, situazioni come quella di via Alessio Di Giovanni, dove gli operai sono intervenuti per ripulire dalle erbacce strada e marciapiede, ma si sono dovuti fermare nella parte di spiazzale a causa delle auto parcheggiate, perché il comune, così come si usa fare nel resto del bel paese, si è dimenticato di imporre il divieto di sosta in previsione di questi lavori. Ecco l'improvvisazione che rende tutto difficile ad Agrigento. Non stiamo parlando di un caso isolato, quello che è successo in via Alessio Di Giovanni con gli operai impossibilitati a lavorare per le auto parcheggiate, è un caso già visto proprio a Fontanelle. È così difficile per i competenti uffici comunali collocare un divieto di sosta per il tempo necessario. È così difficile, insomma, riuscire a far funzionare la macchina senza creare situazioni ridicole come quella della quale ci stiamo occupando. E a proposito di decespugliamento, a quanto pare a Fontanelle la pulizia riguarderebbe solo le vie principali. Le traverse dovranno aspettare, magari l'arrivo dell'inverno, quando la vergogna sarà totale.